Bentrovati a Io Compro Siciliano Live. Non arrivo qui di venerdì da un po' di settimane e allora è il momento di ricordare che il venerdì su Io Compro Siciliano Live nel corso di questa stagione abbiamo vissuto insieme la rubrica Letto e Sottoscritto. Con chi? Lo sapete benissimo, con Giorgio Lupo, il nostro scrittore preferito. Giorgio, ciao! Ciao Eliana, ciao a tutti. Tu cambi paesaggio, passi dal paesaggio marino siciliano al paesaggio tropicale al paesaggio posticcio tropicale della casa al mare. Diciamo che non è un granché, però vabbè, mettiamolo come auspicio del prossimo viaggio. Esatto, sì. Prossimo viaggio. Intanto sì. Pensiamo al prossimo ospite di Io Compro Siciliano Live della rubrica Letto e Sottoscritto, perché quest'oggi lo presento io. Strano. Questo è l'ultimo appuntamento della stagione di Io Letto e Sottoscritto, lo dico per chi ci ha seguito con attenzione durante tutta la stagione e lo sapete, li presenta sempre Giorgio gli autori, perché io poi faccio qua un po' la statuina mentre parla con gli ospiti. Questa volta ho deciso che lo introduco io. Vi faccio vedere qual è il libro, e per la prima volta ho io in mano il libro del quale si parla. E l'ha pure letto, cosa ancora più importante. Anche perché, voglio dire, Giorgio, da che lavorava dietro la libreria con tutti i testi degli autori che intervistavamo, che è andato a casa al mare e non fa più nulla, quindi esatto. Di necessità virtù me tocca. Esatto. Io sono comunque. Vedi che c'ha anche invertiti, siamo sempre stati così, non era lui dall'altro lato. No, ma infatti è disorientato. Guarda, sono disorientato. Tra l'altro, sto autore che presenterai non è detto che io ci vada proprio d'accordissimo. Già te lo anticipo. Non dirlo a me, guarda. Signore e signori, vi svegliamo subito di che si tratta. Quest'oggi parliamo di voilà! Eccolo lì. Io pure Aspetta, ce l'ho, guarda. Così. Ce l'ho anche io. Surprise, facciamo come si fa quando si gioca a poker, andiamo scartando piano piano il nome. Sì, no, io non... Aspetta, al contrario. C'è scritto Giorgio Lupo. È un tuo omonimo? Sì, ma poi ho talmente massacrato tutti su internet da qualche mese che tutti sanno che questo libro l'ho scritto io. Quindi insomma, quindi sei tu, non è un tuo omonimo. Quindi oltre a leggere sai anche scrivere. Esatto. Non faccio mai tutte e due cose contemporaneamente, il che è un po' complesso. Però sì. Ok, quindi non sai quello che scrivi. Brava, poi lo devo rileggere dopo. Insomma, oggi dobbiamo parlare della Tana del Polpo, ma parliamo anche del fatto che Giorgio, un po' di tempo fa, visto che lui è uno molto organizzato, mi ha detto: quando finiremo l'appuntamento mi piacerebbe parlare anche della Tana del Polpo, però ci terrei tantissimo che prima tu lo leggessi, perché voi lo sai, io intervisto un sacco di autori e non sempre ho il tempo di leggere il libro, quindi tante volte chiedo, leggendo appunto dalle recensioni, leggendo dai commenti, dalla quarta di copertine, insomma, leggendo da una parte e dall'altra qualcosa, però vi ho fatto una promessa e l'ho mantenuta. Quindi partiamo dalla mia esperienza. Appena ho letto le prime 2 pagine, ho detto: ma questo è pazzo! Quindi precauzione, cioè indicazioni per l'uso, sappiate che le prime 2-3 pagine uno rimane un attimino, veramente le prime 3 righe, non le prime 3 pagine, le prime 3 righe si rimane disorientati. Ora, io direi che non è il caso di svelare cosa accade all'inizio del libro, perché è un'emozione talmente intima e particolare che va conosciuta appena decidete di leggere il libro. Però posso dire il perché. Perché. Non dico cosa. Fai l'ospite, dai, di perché. Vero. No, di perché. Cioè, io già sono in disaccordo con me stesso su tutto. Ora, se comincio nella mia testa a pensare che sono l'ospite è quello che gestisce la rubrica, quello che parla con te, alla fine io tra un po' vado in tilt, te lo anticipo. Ok, dai, dimmi blocco. Questo perché. Serve per sventolarmi? Certo, serve parecchi usi, tra l'altro anche per il fuoco, ora per la fornacella estiva, ha una carta però ti vorrei fare capire da come le pagine sono aperte che l'ho letto veramente. Brava, no, ma non ho dubbi, me l'avresti, un po' di orecchiette di qua e di là. Brava, me l'avresti detto, non ho dubbi sulla tua sincerità. Perché dell'inizio così allora, l'inizio, particolare? l'incipit in generale deve colpire.
Deve Lui ci prova essere... a colpire. E lui ci prova lì a colpire. E io credo che non esista. Io non ho letto tanto, ma non ho mai letto un libro che comincia in quel modo lì, sinceramente. Ma ci sarà un motivo, Giorgio. Ecco, forse perché non è una scelta stilistica Eh, esattamente. Però, siccome Placido Tellurico interiormente è un grezzo, come ho sempre mm, detto, è un miscuglio, è placido ed è tellurico, è grezzo, sensibile, è un po' di cose. Presentarlo in quel modo lì a me divertiva. Ha divertito me, figurati che l'ho inserito anche come incipit in altri racconti, però poi li ho tolto perché avevo una mezza idea di farlo partire sempre in quel modo lì. Però quello è un momento in cui lui capisce come gli andrà la giornata e la capisce a modo suo, in quel modo lì tutto suo, che comunque... ok. Che eh, comunque scoprirete quando leggerete il libro e sarebbe un peccato rovinarvi la sorpresa, in questo certo, fidatevi di me. Ma andiamo a noi. La tana del polpo. Intanto ho riflettuto soltanto l'altro giorno sulla confusione che possa fare la tana del polpo di Giorgio Lupo, perché tu dici che c'entra il polpo col lupo e il lupo col sì, polpo, sì, ma questo non c'entra nulla, perché il però è polpo vero, è vero, è vero, è è vero, però vero. il polpo c'entra. Ma andiamo al racconto in sé, perché intanto dobbiamo dire che questo è il tuo primo Primo romanzo, romanzo, sì, 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 il questo primo giallo. romanzo, Tu sì, hai sì. scritto tanti racconti, hai vinto anche tanti premi, però per la prima volta ti sei cimentato in un romanzo e ti sei buttato sul giallo, sul thriller. Per la seconda volta in verità, perché io un romanzo l'avevo scritto E dov'è? orribile, 10-11 anni fa, ho scritto un Mm. romanzo, ma era veramente scritto Chi l'ha letto? malissimissimissimo. E l'ha letto Francoforte, che abbiamo avuto ospite più di una volta, io compro siciliano, gli ha fatto l'editing ed è una cosa divertentissima perché io sono partito alla Mondadori di Milano con la valigia piena di sogni e di speranze e aspettative, no? Allora mi fa entrare in questa stanza col tavolo ovale dove c'erano tutte le fotografie di copertine di libri che avevano vinto Ecco. tipo 1 milione di copie. Ti ho Quindi detto adesso pure il mio. bravo, e io lì mi ero fatto, brava, bravo, mi ero fatto tutti i miei film. Dopodiché lui esce il manoscritto stampato che era massacrato di note. Io ricordo la più clamorosa, a un certo punto barra un'intera pagina e scrive: Ma perché mai un lettore dovrebbe leggere una cosa così noiosa? Con 3 punti esclamativi. E a Panico. me, no, no, a me veniva da ridere perché ero in una situazione grottesca. Perché io mi rendevo conto mentre lui mi diceva le cose che aveva ragione e io non è che me la sono presa, ridevo di me stesso che ero andato lì con tutt'altra aspettativa, no? Diciamo che una persona normale ci avrebbe messo la pietra sopra. Come Tu io non invece? sono, no, io non sono una persona normale, io sono inseguo i sogni a prescindere, capito? È una cosa che, ma chiunque mi conosce lo sa, ne ho migliaia, ne ho fin troppi sogni, no? Questo era forse un po' più di un sogno, era qualcosa forse per come stanno andando le cose quasi da vocazione, un po' una cosa più interna. E quindi lui lì mi diede un consiglio che è utile per qualsiasi principiante. E mi disse: Guarda, tu o rilavori su sto testo e tra un anno ci vediamo, però potresti fare un'altra cosa. Questo testo, però, lo metti da parte, cominci a fare un po' di racconti che sono brevi, li mandi a dei contest con delle giurie importanti e cominci a vedere se ciò che scrivi migliora perché hai feedback immediati. E ho seguito la seconda strada, per cui ho cominciato a studiare tecniche di scrittura creativa, ho cominciato a scrivere racconti e poi ho vinto il premio Writers Magazine che per racconti è uno dei più importanti d'Italia. Qualche ospite di quelli che abbiamo avuto, mi viene in mente Oriana Ramun, Scilla Bonfiglioli, l'hanno vinto Hanno più di una vinto anche volta. loro, sì. Scilla soprattutto l'ha vinto 3 volte di seguito, dopodiché hanno cambiato il regolamento, non l'hanno più iscritta praticamente, perché vinceva facile, cioè non c'era possibilità. E quindi questo romanzo arriva dopo 10 anni di gavetta. Quel precedente romanzo io me lo tengo come tappetino del mouse, Mm. perché, proprio di casa, dove scrivo, perché mi piace vedere comunque da dove sono partito, no? È una cosa che mi fa stare bene, mi rilassa, mi smonta, non è che ci sia tanto da montarsi, però anche quel micro spazio così, di presunzione, basta vedere cosa sono stato capace di scrivere e mi passa immediatamente. Diciamo che quello è un testo che userò sicuro,
nel momento in Mhm. cui comincerò a fare corsi di scrittura creativa per spiegare cosa non si deve No. fare quando si scrive. No, ma sono serio. È perfetto. È il manuale dell'antitesi della scrittura creativa, quel testo. Potrebbe anche accadere che più avanti deciderai di rimetterci mano. Ci ho provato, figurati, volevo prendere un racconto, quasi 300 Eh? pagine, volevo prendere un racconto di 5 pagine, non c'erano Sì. 5 pagine accettabili su 300, neanche lavorandoci adesso, riscrivendolo, niente, proprio niente. L'unica cosa buona che c'era era un personaggio che mi sono ritrovato nella Tana del Polpo, Chi è? che è Cicca Pascoletti, quella l'anziana che deve camminare Sì, perché è sì, convinta che sì. così rimane viva. In quel libro No, lì no, c'era. spieghiamolo, è una donna anziana che non si ferma mai e quindi si fa accompagnare anche da Placido nelle sue passeggiate e cammina sempre, anche velocemente, perché la sua idea è quella che se lei cammina veloce, la morte, che è molto più anziana di lei, non ce la farà Non mai la a prende. raggiungerla. Sì, è come prova di Tra l'altro è questa scientificamente dimostrato. Certo, perché lei infatti dice a riprova di ciò è ancora viva e nessuno può dirle nulla. Per cui lei ormai è convinta di questa cosa qua. Poi è un personaggio meraviglioso perché è la versione poeticizzata di un'anziana che io ho conosciuto e che ho amato tantissimo. Si chiamava Giovanna Agnoletti. Ed era, quando ho fatto il servizio civile, un ospizio per ciechi a Roma, lei mi faceva camminare chilometri, ti giuro. E a me questo effetto della camminata nel campetto di basket che descrivo nella Tana del Polpo, l'avevo su di me. Io ero lì, dopo un po' cominciavo a viaggiare con la testa e non si capiva chi dei due poi ne traeva più beneficio. Beneficio. E io Però le anche tu sei dovevo. ancora vivo, vedo. Quindi ha Sì, funzionato anche di è te questa certo, strategia, vedi? ma credo che Vale per sia ovvio che tutti, è io democratica condivido, come esatto, io strategia. condivido in pieno che è una tecnica che funziona benissimo. Abbiamo il nostro spot di Io compro siciliano e fra poco vi faremo capire un po' meglio cosa racconta la Tana del Polpo, chi è Placido Tellurico e perché leggerlo fra pochissimi istanti. Intanto vediamo lo spot nostro del marketplace www.iocomprosiciliano.com. Ah, vedi, è la prima volta che sono. Eccoci, avevi lasciato il microfono aperto, Giorgio. Vedi che quando Oh. fai l'ospite Ma perché è la cominciai? prima volta che sono ospite? Infatti ti stavo dicendo questo. Di solito io vedo il video che va, non sapevo che fare, ecco, è quello che ho fatto sbagliato, per cui fantastico. Allora, Passerà alla siamo storia come partiti. l'ospite più pirla di tutta la rubrica, però ci sta che sia io, è normale, ci vuole un benchmark da darsi, no? Siamo partiti dai dettagli, ma in realtà per Vai. raccontare la Tana del Polpo dobbiamo prima di tutto spostarci a Termini Imerese. Quindi dobbiamo Sì, andare a Termini Imerese, dobbiamo andare in una sì, Termini Imerese contemporanea, perché se uno dice, sai, c'è un giallo in Sicilia, potrebbe essere anche una roba ambientata in epoche diverse, invece siamo attualmente in epoca contemporanea. sì. C'è un commissario di polizia, commissario Placido Tellurico, che è un signor commissario, solo che il suo passato non è Lo, esattamente come il suo presente. Esatto. Diciamo che il suo passato, in cui lui ha scoperto di essere sostanzialmente per certi versi un pallone gonfiato, ma lo scopre proprio perché dentro di lui è sempre stato una bella persona. A Palermo Convinto preso. della bontà delle sue azioni, delle sue decisioni. Sì, era preso da un po' di delirio di onnipotenza. Questo gli fa fare un errore gravissimo ai suoi occhi, è grave in sé, ma ai suoi occhi soprattutto, che lo fa crollare. Questo errore che poi farà sì che lui chieda il trasferimento a Termini Imerese Per è andare in un posto comunque più tranquillo, più quindi. tranquillo e anche per altri motivi che non spoilerò, però va per due motivi, un po' perché deve essere più tranquillo, un po' perché deve aiutare una persona. Questo errore forte, però, in parte è ciò che rende Placido migliore, senza Per, dubbio. Cioè, Placido senza questo errore non sarebbe stato Placido, sarebbe stato Tellurico, Mazzolu, come lo chiamavano a Palermo, e il poliziotto tutto d'un pezzo che non sbagliava mai. E invece l'errore, come spesso accade anche nelle nostre vite, nella no? vita, no? Cioè, Sbagliando si impara, lo si dice non a caso. sì, e poi prendere consapevolezza dell'essere limitato
al contrario di ciò che si blatera o si predica oggi in alcuni format, è invece una strada privilegiata per migliorarsi, perché avere dei limiti fa sì che uno cominci a guardarsi un po' più dentro, no? E Placido fa questo passaggio Solo che ed non è si forse... aspettava di iniziare a trovare cadaveri termini Esatto, termini. però siccome c'è quella cosa inutile del suo autore che ci prova gusto a a mettergli, diciamo, i bastoni tra le ruote, gliene faccio succedere di tutti i colori. Ma anche nei sequel, poverino è sfigatissimo Ma perché... perché? Quanti ce ne sono di sequel? E vabbè, consiglia che c'è, con Placido Tellurico uscirà un racconto su Giallo Mondadori ora ad agosto, in cui Il pure lì titolo lui si è... sa già? Sì, si chiama Le pietre sanno aspettare. Ma ti posso Ambientato... chiedere una cosa? Se il Sì, protagonista è sempre lo stesso, sì. non ci vuole un nome che faccia da ombrello, da cappello a tutti gli altri? Cioè, questo te lo dovevo Mm, chiedere in privato, però te lo sto no, chiedendo qui. no, Cioè, no, uno no, dice la saga di... no, e ci no, sono no, poi... no, soprattutto nei personaggi seriali dei gialli, Mhm. questo difficilmente accade. Sono scelte poi dell'editore, attenzione. Però, per esempio, se pensi a Montalbano di Camilleri, non c'è il nome Ok. Montalbano. In quel caso, però, è Andrea Camilleri che ormai è tanto famoso che quando uno vede, tendenzialmente pensa che ci sia dentro Montalbano. Per esempio, Ok. Maigret ad Elfi fa un'altra cosa, mette spesso l'ispettore Maigret nei titoli, Mhm. glielo trovi, ma non sempre. Però in Ok. generale non è una necessità, ecco, Quindi assolutamente. c'è già un sequel di un sequel, già lo sapevo, però tu hai detto i sequel. Sì, perché grazie al fatto che Placido, al di là che è un tipo strano, stia piacendo, mi Allora, hanno... Placido, vi dico la mia, Placido all'inizio, proprio per come si presenta, perché normalmente tu ti presenti al meglio, ma se conosci qualcosa di talmente personale che sai solo tu e gli altri non sanno, puoi avere una reazione così così. Quindi Placido all'inizio non è che sia proprio della serie wow, questo tipo qui vorrei proprio conoscerlo e Assolutamente, farmelo sì, amico, sì, sì, anzi sì. tutto il resto è pagina dopo pagina che inizia a dire aspetta, però forse quest'uomo non è solo questa scorza, non è questa solo questa Mm. superficie, no? Così dura da scalfire, ma nasconde dentro Sì, qualcos'altro. che poi il passaggio lo fa sia il lettore ma anche Placido, perché Placido ha parti di sé che sono tenerissime. Lui è vulnerabile, tant'è vero che quando incontra altri vulnerabili, lui diventa senza difese. Nell'ultima fase, quando dovrà veramente fare sul serio e far emergere nuovamente Tellurico, evita di vedere una persona, una donna, perché sa che davanti a lei lui è senza difesa e non se lo può permettere. Cioè è quello che io adoro di lui, perché lui riesce a essere tellurico quando c'è sul serio da esserlo ed è durissimo e sa sempre quando esserlo. Ma questo non va mai a scapito di ciò che lui interiormente è, che è quell'imbranato, no? Con le donne è un imbranato proprio. Cioè, Vabbè, un è... imbranato a modo suo. Io di questo avrei voluto parlarne, ma Nicolò mi dice che ci sono dei messaggi, quindi leggiamo, perché Ah, avrei ok. da ridire, perché sembra tanto, poi, non lo so Vabbè, è un veramente, po', allora, il termine non so se eh. si può dire, un po' para... Si può Mm. dire? Va bene. Non lo so, però non è proprio uno Per- stinco di santo, va. No, stinco Cioè di santo no. si imbarazza quando vuole lui, quando però dice lui sa anche essere furbetto. Mm. Vabbè, beh, Vabbè che? perché lui ha tutte e due queste anime in sé. Cioè, Placido Tellurico non è un caso che lui abbia sto nome, lui è comunque ossimorico quasi su tutto, quasi, nella prima stesura era quasi schizofrenico, perché non avevo preso le misure ed era eccessivo in tutti e due i sensi e non era credibile. Riportato a una persona normale, lui ce l'ha queste due anime forti, anche con le donne, per cui lui stravede alla follia. Lui ama le donne intelligentissime, bellissime in gamba. E quando le incontra le ama, ma anche ama la figlia che è Tutte. così. Ama, sì, ama la figlia, ama Cicca Pascoletti che è così. Cioè lui non è che è un amore solo sensuale, è proprio ammira la donna quando è quel tipo di donna lì. E Intanto questo devo leggiamo qualche dire, vai, messaggio, dai, leggiamo qualche vai. messaggio. Tu lo sai che sono già passati 20 minuti e non abbiamo Lo raccontato so. nulla. Io lo sapevo che andava a finire così. C'è Ma Gino io ho il piacere di Pantaleone che parlare con dice te, un quindi abbraccio ciao Giorgio, tu Gino. sei un tellurico in terra e un placido in mare.
una chiave. A Fantastico. proposito, un saluto anche ad Elianetta, Marica Campetti che ti Ciao dice Marica, grande vedi Giorgio. tutte e due sono stati nostri Sì, ospiti. sì, e li Ciao salutiamo. Maurizio, Maurizio Tumminia che dice bravissimo, grande Giorgio Lupo. grazie Maurizio, grazie mille. Abbiamo il fan club qui. Celine, questo suo libro è Celine che ha diventato il mio letto, compagno di spiaggia. fantastico, Oh. è la prima recensione in francese e forse l'ultima nella mia vita che ho ricevuto, quindi C'è il fantastico. buongiorno Ciao col cuore Marzia, da Marzia Monreale, la nostra bravissima straordinaria Marzia, redattrice, lei e grandiosa. Sonia, straordinarie, veramente straordinarie. Allora, cosa vi devo dire? Che non abbiamo detto nulla di questo libro. Se vi piacciono i thriller appena arrivati al punto giusto diventa un problema perché dovete capire come va a finire la storia, perché non capite come va a finire e questo è un grande merito di un giallo, non riuscire mai ad avere il dubbio. Qui non hai, tante volte le storie ti portano anche a sospettare, a pensare, ok, vabbè, sarà stato... Qui brancoli nel buio e quindi la cosa è veramente tosta. E allora poi, ecco, una volta superato, secondo me c'è uno scoglio all'inizio, almeno io ho provato uno scoglio iniziale, ma ti ripeto, perché proprio questo placido che dice, ma questo qui vedi un po' come si... ma Sì, guarda sì. un po', Diciamo le ma prime, guarda questo, cioè la questo è reazione è importante, questa. vero? Questo è importante, le prime 20-30 pagine. Allora, ci sono la maggior parte dei lettori che le hanno amate fin dall'inizio. Qualche lettore non è che non gli piacciono, però dice, ma può essere che questo qua è così giù di tono, così... E fa ste prime 20-30 pagine un po' così, che però sono divertenti, quindi non è noioso in sé la Assolutamente, no, no, non lettura. è noioso. È il personaggio che non ti... a un certo punto, io ti racconto quello che mi hanno detto tutti i lettori Mhm. con cui ho parlato, da un certo punto in poi non puoi più mollarlo, per cui niente, e quindi lo finisci in 2 giorni spesso, perché appena arrivi a 30-40 pagine non riesci più a staccarti. E io, ieri mi diceva una signora che se l'è portato durante il travaglio perché l'aveva cominciato a leggere e lei gli fa a suo marito: io me lo devo portare, quindi era in ospedale che era giustamente l'ostetrica gli dice: ma lei che sta, dice no no no, devo finire ovviamente non in sala operatoria, ovvio, no? Certo. Poi una cosa bella, visto che qui siamo all'interno di Io Compro Siciliano Live, dici è scontato e ambientato in Sicilia, ok, ma i riferimenti alla sicilianità sono tanti. Sì, Sarebbe sì. scontato citare il cibo, ma non è il punto forte né di No, Placido Tellurico né di assolutamente, Giorgio Lupo, quindi non potrebbe assolutamente. essere protagonista, anche questo si scopre, ma sentire parlare dei colori rosa-nero o sentire citare Sì. personaggi dello spettacolo assolutamente dei giorni nostri in un Sì, romanzo ti fa c'ho sentire mi parte, pare che sì, Chris Chris Clan, Froome, vero? sì, Chris Clun. ti fa sentire molto vicino a tutto questo, Sì, quindi da siciliani c'è e poi qualcosa in parlo di più. una Termini che è paradigmatica non solo della Sicilia, ma purtroppo dell'Italia, perché Termini è bellissima, bellissima, ma l'abbiamo negli ultimi 40 anni violentata in tutti i modi possibili. Nonostante questo continua a essere bella. Quindi è un po' universale come luogo. E poi ha una bellezza che non ci si aspetta quando vieni a Termini, scopri dei posti e dici cavolo, perché tutti l'associano all'obbrobrio dell'ex agglomerato industriale, per fortuna non è solo quello. Quindi diciamo che gli inviti che vi facciamo quest'oggi in questo ultimo appuntamento diretto e sottoscritto sono di portare in spiaggia la Tana del Polpo e quindi leggere il romanzo di Giorgio Lupo che Dov'è qua? potete comodamente acquistare in qualunque libreria o anche online, eventualmente non lo Sì, doveste sì, sì. trovare, su Amazon si trova dappertutto. E dopodiché, dopo aver conosciuto Placido Tellurico, andare ad incontrare Giorgio Lupo nella sua Termini Imerese, che è protagonista anche appunto della Tana del Polpo, in occasione del Termini Book Festival, di cui Giorgio è direttore organizzatore, che si svolgerà i primi di settembre. E che ovviamente vedrà il 4 settembre la conduttrice della serata principale, Eliana Chiavetta. Quindi ormai diciamolo perché Liberamente scelta questa cosa. sì, no, è proprio io ho fatto questa rubrica apposta per arrivare a questo punto e farmi dire sì, per cui Io non l'ho mai detto sì. vabbè, ma ci sono momenti in cui, come Placido, dà per scontato Eh, alcune cose. L'autore fa la stessa cosa esatta di Placido, perché Placido poi l'ha rubata dall'autore. esatto. Quindi noi abbiamo già stampato da un paio di mesetti C'è le un- locandine col tuo no, ti nome, devo per chiedere, cui ti devo chiedere una cosa, ma hai 10 secondi per rispondermi. C'è un bel po' di Placido che è quello che tu, da brava persona, non hai mai
potuto essere, ma forse in fondo ti sarebbe piaciuto anche ogni tanto nella vita provare a recitare quel ruolo? Assolutamente, certo, io lo invidio da morire. Perché, io lo scrivo e amo Placido perché lui fa quello che io non sarei mai capace di fare. Quindi io lo adoro, sì, io lo invidio proprio, è che siamo amici, quindi non lo invidio, però al di là dell'amicizia, assolutamente è così. Hai Siamo già a centrato. 25 minuti, ci siamo dilungati più del solito. Speriamo di avervi fatto venire voglia di scoprire qualcosa di più E della Tana grazie del Eliana Polpo. perché questo te lo devo, è stato un percorso per me veramente bellissimo e l'amicizia con te secondo me ha reso questi momenti particolarmente belli e divertenti per me. C'è E stata poi io ti anche ricorderò ovviamente... sempre nella vita, perché io Ampelodesma prima di conoscerti non lo Vedi? sapevo e nella mia vita rimarrei sempre legata a Sì, sì, questo. è del tutto inutile come informazione, però è Sì. bene saperlo, ecco. E ovviamente salutiamo Cristina, che ho già salutato in altre occasioni, che è stata anche una bellissima collaborazione con lei. Fra Va qualche giorno bene. con Cristina ci vedremo, ve lo anticipo. L'ultima puntata prima della pausa estiva la faremo insieme con Cristina Ruffino, quindi hai fatto benissimo a E citarla. poi Niccolò e Paolo, quindi i due registi Tutti che si straordinari. sono bravissimi. È un team fantastico, non so perché avete preso anche me, questo è un problema vostro, però veramente è un team fantastico. Grazie Grazie, Giorgio Lupo, grazie, ciao! grazie a tutti. Ciao. E chiudiamo qui questo appuntamento, vi auguriamo un buon fine settimana e poi ci rivedremo lunedì con una nuova puntata a mezzogiorno di Io Compro Siciliano Live. Ciao! Hey,